questo è l'ultimo incontro prima di domenica e di lunedì. Vi devo dire che in questi giorni mi hanno detto di tutto, cose buone, almeno, spero. Eccolo qua, questa è la nostra squadra. Sono 12. Voi direte perché sono 12, i consiglieri sono 11. Ma sono 12 per un problema che verrà risolto nelle prossime ore. Perché ci sono 2 consiglieri che, per ironia della sorte, una volta viene nominato uno e una volta viene nominato l'altro. Sono vostri amici perché voi li avete eletti, sia uno che l'altro. E quando arriverà il loro turno mi soffermerò un attimo, così voi potete capire che la sorte alle volte è strana, che per un voto non si capisce se poi è uno o l'altro. Per l'Alleanza Materana sono state elette Augusto Toto e Giovanni Tortorelli. Per Liberi per Passione è stato eletto Angelo Cortulli. Per il MoMA, che vuol dire Movimento Matera, Marco D'Andrea. Per la lista posto sindaco sono stati eletti Tommaso Fermiola, Giovanni Angelino, Alessandro Tortorelli. E qui la sorte o la conta dei numeri deciderà, ma tutti e due meritano un applauso. Biagio Mizzello e Salvatore Bagnale. Sono loro. Per l'NPA Salvatore Caputo. Per Matera Lab Carlo Antezza. Se ci fosse una specie di concorso, hanno vinto tutti, ma avete vinto voi. Perché vedete, voi avete insieme a tutte le persone libere avuto un grandissimo risultato. Tutti i nostri 264 candidati, tutte e tutti, avevamo il massimo numero di donne presenti nelle nostre liste. Pensate, per ironia anche qui della cattiva sorte, 2 liste non sono state accettate per secondi e nonostante tutti i ricorsi, nonostante tutte le attività prodotte da valenti avvocati, il TAR non ci ha permesso di entrare in competizione. E nonostante tutto questo noi stasera siamo qua perché siamo forti, siamo liberi e siamo pronti, tutti pronti a questa grande competizione dell'ultima ora. Si dice che l'ottimismo si manifesta neuralmente, si manifesta dal viso, dal sorriso. Sono molto felice e se la felicità trasmette il sorriso come primo impatto, sappiate che io dentro sono molto felice. Lunedì, intorno alle 16, Matera sarà felice. Sarà felice di un grande risultato che è nelle vostre mani. Ricordatevi, non tentate la fortuna ce l'avete nelle mani. Qualcuno ha avuto un gratta e vinci, pensava di vincere un viaggio, pensava di vincere dei gettoni d'oro, no? Vince la libertà, la schiena dritta, la testa alta di questa città. Lo dico a coloro che sono pronti per quello che accadrà fra un'ora, poco più,
poco meno, perché questa è una partita democratica, aperta, libera, trasparente. Noi l'abbiamo giocata con tutte le armi a nostra disposizione. La chiarezza, la semplicità, le idee, la forza delle idee contro tutto l'armamentario che è stato messo in piedi. Noi abbiamo iniziato questa campagna elettorale toccando i grandi temi della città. Abbiamo voluto mettere subito i paletti delle cose da fare, delle idee. Io ho avuto tanti incontri. Qualche giorno mi è stato anche negato, perché quando uno ha paura comincia ad arrampicarsi sugli specchi ed era facile approfittare della paura dell'avversario, come poteva accadere nell'ultimo confronto televisivo, anche quello negato. Mi è sembrato molto elegante non approfittare, perché lo scontro, la comparazione delle idee, quello che questa città dovrà fare da martedì in poi, non si gioca su due scanne di una emittente televisiva locale, che comunque svolge un ruolo pubblico perché è una televisione di servizio, lo dice la legge, ma si gioca su grandi temi, e chi rifiuta il confronto ha paura. Lo ha dimostrato negli altri confronti. Noi abbiamo un sito che porta il mio nome con a fianco la parola sindaco, angelotostosindaco.it. Chi ha tempo può andare su internet e può guardare la storia di questa campagna elettorale. Noi siamo partiti con le mani aperte, raccontando quello che volevamo fare. Avevamo preparato 9 liste, ce ne ritroviamo 7, ci hanno tolto una lista di donne, Matera Donna, fatta da 40 donne, cosa mai accaduta. Ce l'hanno cancellata, ma siamo andati avanti a testa bassa. Queste donne hanno partecipato con noi alla campagna elettorale. Non erano lì con noi perché ambivano una poltrona. La lista Matera Viva, che aveva all'interno il mio amico Mimmo Cinnella, poteva il giorno dopo cadere in depressione. È stato un combattente con me giorno per giorno, era lui che incoraggiava me. E gli altri 32 candidati sono stati sempre con noi a sudare voto per voto per riempire questa grande diga che nessuno si immaginava. E abbiamo toccato i grandi temi. Quello più scottante per questa città è il tema del lavoro, perché questa città soffre il lavoro, sappiatelo. Il vero problema è il lavoro, non quello che viene concesso in modo indiretto perché si riceve un favore, ma il lavoro perché la gente ha bisogno di lavorare. Ha bisogno di lavorare perché deve mantenere una famiglia, perché deve avere una prospettiva, perché i giovani devono avere una sicurezza, un domani. E questo è quello che non ci è concesso. In una regione che ha tantissime risorse, tanti soldi, e che investe male, che li sciupa, non da 1 anno, da 2 anni, da 20 anni. Sono anni che viene sperperato il denaro pubblico, solo perché c'è questa logica della politica deve gestire la nostra vita, senza dare un minimo di merito a chi ne ha veramente il valore del merito, a chi ne fa una competizione leale, a chi è più bravo, a chi ha i titoli, a chi presenta progetti seri. No, un amico mi ha fermato, ha detto: ma perché non dici? E quindi prendo a volo questi suggerimenti. Che in tutti gli appalti pubblici, se andate a vedere, le imprese che vincono le gare sono imprese di fuori. Ma vi rendete conto? Ma che stanno scemi? No, c'è una logica strana. C'è la logica della politica che si deve alimentare, ed è più facile aprire le corsie preferenziali a gente che da fuori viene e si mangia tutto. Poi, dietro la telefonata del politico di turno, concede qualche subappalto. Ma possiamo vivere